Anche Santiago Calatrava, architetto che ha firmato il progetto del Ponte della Costituzione da tutti chiamato col nome dell'autore, potrebbe essere chiamato a rispondere per lo spropositato aumento del costo dell'opera. Il progettista in sé non è assoggettato alla giurisdizione della Corte dei Conti. Nel caso specifico però c'è un rapporto di consulenza assunto per la direzione lavori e quindi rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti. A parlare così è il procuratore regionale della Corte dei Conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dell'organismo. Dai 6,7 milioni del progetto definitivo il ponte è costato alla fine 11,2 milioni con un aumento di ben 3,5 milioni di euro. Di questi 2,2 milioni sarebbero errori di progettazione. Scarano ricorda però che al momento si è all'apertura di un'istruttoria, non ad una sentenza, ma ben 4 sono le perizie che dicono che sono stati commessi errori nella progettazione e nell'appalto. Sotto accusa sono i tecnici comunali, i politici in questo caso non avrebbero responsabilità non avendo le competenze per confutare le opinioni degli esperti. Quando gli atti sono compiuti dai tecnici il politico non ne risponde, non è richiesto al politico una competenza tecnica specifica. Mentre le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono anche il coinvolgimento di chi all'epoca dell'avvio e della chiusura del progetto amministrava la città, per l'attuale sindaco di Venezia l'inchiesta potrebbe evidenziare anche aspetti positivi nella realizzazione di quella che è comunque considerata un'opera d'arte. Sono certo che alla fine emergeranno anche tutti quegli elementi positivi di valutazione di questa operazione. Un argomento toccato nel corso della cerimonia è quello degli evitare delle consulenze. Nel 2010 nel Veneto gli enti pubblici ne avrebbero commissionate ben 35.000 per 280 milioni di euro di spesa. Per Scarano si tratta di consulenze a senso unico. Molto spesso si ricorre al consulente per farsi rendere un parere favorevole a una decisione già assunta e soprattutto lo si fa quando ci sono già le risorse interne che impedirebbero anche sotto il profilo giuridico di ricorrere a consulenti esterni.